Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Sul muro di cinta della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Contrada Petrussa ad Agrigento sono stati trovati 5 microtelefonini e 3 caricatori all'interno di un sacchetto di plastica, si ipotizza lasciati da un drone. La polizia penitenziaria ha denunciato l'accaduto. Il fenomeno dell'ingresso di cellulari nelle strutture di reclusione è un fenomeno molto diffuso per consentire ai detenuti di avere rapporti con l'esterno. Catania, operazione antidroga che ha portato all'arresto di un pregiudicato di 48 anni. L'uomo è stato sorpreso in flagranza di reato e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie a una pregressa attività investigativa, i militari hanno individuato una piazza di spaccio in via Don Carlo Gnocchi nel quartiere di Trappeto Nord. Un arresto anche a Biancavilla, dove è stato arrestato un 55enne per spaccio di cocaina. In queste ore è in corso l'imbarco di 598 dei 1905 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa sulla nave Diciotti, che una volta completate le operazioni di imbarco partirà alla volta di Reggio Calabria. Nonostante questi trasferimenti nella struttura di primissima accoglienza, che nei giorni scorsi ha ospitato oltre 3.000 persone, dovrebbero rimanere 977 migranti a fronte di poco meno di 400 posti. La prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, sta lavorando per pianificare ulteriori trasferimenti. E sempre in tema di migranti, la donna senza nome, presumibilmente una migrante ritrovata il 27 marzo del 2018 sul bagnasciuga della spiaggia di Valle Muria Quattrocchi a Lipari, riposerà per sempre al cimitero di Piano Conte, proprio di fronte al mare dove fu ritrovata. Oggi, su disposizione dell'amministrazione comunale, la salma è stata tumulata. Dopo il ritrovamento, la salma in avanzato stato di decomposizione è stata trasferita a Barcellona Pozzo di Gotto su disposizione della Procura per gli accertamenti necessari. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.